Sono contento di presentarvi l'attrice Paola Bonesi che collaborerà con me alla lettura di questi due metaloghi. Il metalogo è una forma di comunicazione dialogica proposta da Gregory Bateson nel suo libro Steps to an Ecology of Mind, tradotto in italiano da Adelphi, verso un'ecologia della mente. Il metalogo è un dialogo che affronta un tema problematico, ma che in più vorrebbe incarnare nel suo svolgimento proprio la problematica di cui sta parlando. Quindi è una cosa abbastanza complicata che non sempre a Bateson è riuscita. Io sullo scorta di questo esempio di Gregory Bateson ho composto questi due metaloghi che oggi vengono qui presentati. Grazie della vostra attenzione. Ah, stai disegnando? Sì, ma non è finito. Non dovresti guardare ancora. Ormai ho guardato. Ah, un minotauro. Beh, sei proprio brava, eh? Anche da piccola disegnavi bene. Mi ricorda qualcosa. Picasso? Ah, papà. Beh, sì, ti confesso che ho voluto imitare Picasso. È un po' ambizioso, non ti pare? Vuoi dire che stai cercando di fare un falso Picasso? Beh, veramente no. Non avevo in mente niente di simile. Volevo solo esercitarmi a imitare. Imitare vuol dire fare un falso? Beh, no, direi di no. Cioè, dipende. Se io non avessi visto te mentre disegnavi questo Minotauro, se avessi visto solo il disegno finito, avrei anche potuto pensare che fosse di Picasso. Allora sarebbe stato un falso, non ti pare? Sì, ma un falso? Un minotauro falso? Ma beh, il mio disegno non è falso, è un vero disegno. Il mio è un vero minotauro. Forse hai ragione. Nessun disegno, nessun quadro può essere falso. Un quadro è sempre vero. Allora perché si parla di falsi? Un momento, fammi pensare. Intanto non si dice questo quadro è falso, si dice questo quadro è un falso, è diverso. Che differenza fa un articolo? Non lo so, ma credo che sia importante. Hai detto tu prima che il tuo disegno non è falso, è un disegno vero. Nessun disegno è un falso. È falso? No, è un falso, solo che chi lo guarda crede che sia stato un altro a farlo e non chi l'ha fatto. Se io credessi che questo Minotauro l'avesse fatto Picasso... No, papà, ma perché devi sempre fare le cose così complicate? Aspetta. Se tu fai il Minotauro nello stile di Picasso e lo vendi a qualcuno... Ma io non voglio venderlo a nessuno, l'ho fatto per me. D'accordo, ma se tu volessi venderlo a qualcuno, anche senza venderlo, se tu dicessi a qualcuno, ecco, vedi, questo è un disegno di Picasso, allora sarebbe un falso. Se invece gli dicessi che l'hai fatto tu, anche se è nello stile di Picasso, non sarebbe un falso. Allora, è un falso solo se chi lo guarda crede che sia vero, mentre è vero solo se sa che è falso? Se credo che sia vero è falso, se credo che sia falso è vero? Sì, cioè no. Se tu fai il tuo Minotauro nello stile di Picasso e uno lo guarda e dice «Toh, guarda, un Minotauro di Picasso», allora non è un falso perché nessuno l'ha spinto a credere che sia un Picasso. Mentre se io gli dico «Ecco un Picasso» e invece l'ho fatto io, allora è un falso. Sì, credo di sì. Insomma, bisogna che ci sia l'intenzione. Sì. Il dolo. Si chiama dolo. Se c'è dolo, allora è un falso. Se non c'è dolo, allora non è falso. No, è solo un errore di attribuzione. Allora vero e falso sono opinioni, non sono verità. Diciamo così, se tu vendi il quadro e dici al tuo cliente che è un Picasso e il tuo cliente crede davvero che sia un Picasso, allora per lui è un falso. No, per lui non è un falso. Per te è un falso perché tu sai che è un falso, lui no. Quindi per lui è un vero Picasso, anche se non è un vero Picasso, mentre tu sai che non è un vero Picasso. Papà, mi stai imbrogliando? No, è complicato. Insomma,
Il quadro è vero o falso non per il quadro in sé, ma per quello che si sa o si crede sul quadro. È come questo metalogo. Cioè, Sì, se uno crede che questo metalogo sia un vero metalogo, allora è un falso. Ma se uno sa fin dall'inizio che è falso, allora l'accetta come vero. che cosa vuoi dire con un vero Ma metalogo? sì, papà, un metalogo di Bateson Mentre un falso metalogo? è un metalogo che non è di Bateson. Ah, Allora, allora che? dico, se uno crede che questo sia un metalogo di Bateson, allora è un falso. Ma se sa che non è di Bateson, allora l'accetta come vero. Beh, sì, È per questo che è un vero metalogo? cioè, Sì, è un dialogo che parla del vero e del falso, ma il dialogo è a sua volta un esempio di vero e di falso. Quindi è un vero metalogo, anche se non è un vero metalogo, un metalogo di Bateson. Insomma, è un metalogo vero e falso. mm, mm. Hai intenzione di firmarlo il tuo disegno? Firmarlo? Non lo so ancora, forse sì. E come lo firmi? Picasso, naturalmente. Allora diventa un falso. No, perché tu sai che l'ho fatto io e che l'ho firmato io. E anch'io lo so, naturalmente. Ma un altro non lo sa e per lui è un falso. No, è un falso solo se gli dico che è vero, solo se c'è il dolo. Se non gli dico niente, non è un falso. Lui può credere ciò che vuole. Già. Però se vede la firma pensa che sia un Picasso. Se non vuoi che ci sia dolo, non devi firmarlo. Allora non lo firmo. Ah, Sì? il dolo è come un imbroglio. Beh, sì, direi di sì. Allora posso dire imbroglio invece di dolo? Sì, certo. Allora, se io prendo da parte un tizio e gli faccio credere che il mio Minotauro è un Picasso, beh, allora lo imbroglio. Tu lo imbrogli, ma lui non sa di essere stato imbrogliato. Se uno crede che sia un Minotauro di Picasso e lo compera e lo appende in salotto, è tutto contento. Solo quando viene a sapere che non è di Picasso si sente imbrogliato. Se non sa niente, non è un imbroglio. Sì, ma io so di averlo imbrogliato, quindi è un imbroglio. Per me è un imbroglio, per lui non è un imbroglio, la cosa si fa sempre più imbrogliata. L'imbroglio è imbroglio per me che so che è un imbroglio, mentre per lui non c'è imbroglio perché non sa che è stato imbrogliato. Insomma, sono io che vedo il falso e vedo l'imbroglio, mentre lui non sa nulla. E quindi... È come l'informazione. L'informazione non sta nel messaggio, ma nell'orecchio di chi lo riceve. Non esiste un'informazione assoluta, l'informazione è sempre relativa. L'autenticità del quadro non sta nel quadro, ma nella mente di chi lo guarda. Se uno crede di avere un Picasso, è come se avesse un Picasso. Lo mostra agli amici e dice: vi piace il mio Picasso? E gli amici lo invidiano perché ha un Picasso. Tutto va come se fosse un vero Picasso. Eppure c'è qualcosa che non torna. Se gli vendessi un Picasso falso, senza dirgli che è un falso, insomma, non sarebbe morale. Questo è un altro paio di maniche. La verità va tenuta separata dall'etica. O forse no. Le due cose vanno sempre insieme. Diciamo che nel mondo astratto della logica e dell'informazione e dei codici, l'etica e la verità si possono tenere separate, mentre nel mondo degli umani no. Però il tizio che compra il mio Minotauro e crede che sia un Picasso e magari me lo paga un sacco di quattrini mi fa un po' pena. Beh, questo lo capisco. È per questo che non devi tentare di vendere il tuo Minotauro facendolo passare per un Picasso? Solo perché il cliente mi farebbe pena? Beh, non solo per questo. Perché allora? Perché non sarebbe etico, sarebbe un imbroglio. Papà, Sì, Picasso poteva fare un falso?
Voglio dire, un falso Picasso. Beh, no, naturalmente, lui era Picasso. Però avrebbe potuto fare un quadro pensando, adesso faccio un quadro a imitazione di Picasso, ma non sarà un vero Picasso, perché io non voglio che sia un Picasso. Quello che conta è la sua intenzione, se lui voleva imbrogliare... Aspetta un momento, stai dicendo... Lui avrebbe potuto imbrogliare i suoi clienti meglio di chiunque altro e nessuno avrebbe mai potuto smascherarlo. Per scoprire l'imbroglio si doveva entrare nella sua mente. Sì, ma se io l'avessi visto fare quel quadro... Lui avrebbe sempre potuto dire che aveva imitato se stesso. Tu hai detto che è tutto nella mente. Lasciamo perdere. Però quello che ripeti sempre è vero che tutto è nella mente. Perché dici questo? Stavo pensando, se vai a visitare un museo e ti fermi davanti a un quadro senza sapere di chi è e poi qualcuno vicino a te dice «Ah, guarda, guarda, è un Picasso», allora il tuo atteggiamento verso il quadro cambia, no? Beh, sì, credo di sì. Prima guardavo il quadro distrattamente, poi lo guardo con più interesse. Magari prima non mi piaceva e dopo forse mi piace, o viceversa. Perché adesso sai che è di Picasso, quindi ai tuoi occhi il quadro deve valere più di prima o meno di prima. Insomma, il quadro è cambiato. No, il quadro è esattamente quello di prima. Vedi allora? È tutto nella tua mente. Il quadro non è cambiato, sei cambiato tu. E se il quadro di Picasso che ho davanti è un falso? Per te non cambia niente se non sai che è un falso. Ti è stato detto che è un Picasso e per te è un Picasso. Poi magari vieni a sapere che è un falso. Allora il tuo atteggiamento cambia di nuovo. Ma il quadro resta sempre lo stesso, no? Già. Papà. Sì? Pensavo, se un bravo pittore fa un quadro di Picasso, cioè un quadro che sembra di Picasso, ed è così bravo che il quadro sembra più vero di un quadro di Picasso. Non è possibile. Ma sì, papà, pensa, se uno si impadronisse della tecnica di Picasso fino al punto da superare lo stesso Picasso. Ma non è comunque Picasso. Ma non esiste lo stile di Picasso? Picasso non coincide con il suo stile? Ma forse non esiste lo stile di Picasso in astratto. Ci sono solo i quadri che ha fatto Picasso, quelli sono lo stile di Picasso. Quindi, se uno fa un quadro alla Picasso migliore di tutti i quadri che ha fatto Picasso, se riesce a imbrogliare persino Picasso... Non può imbrogliare Picasso? Se Picasso ha fatto tanti quadri da non ricordarseli tutti, magari crede che quello sia suo, perché ha proprio il suo stile. Magari dice a tutti che quel quadro è suo. Cioè, accetta un falso come se fosse vero. Allora il falso diventa vero, perché Picasso lo accetta. No, direi di no. Mi ricordo che una volta hai scritto di un uomo che fa pipì in una foresta. Ah, sì. Ma che c'entra questo? Beh, hai anche scritto che se qualcuno lo guarda mentre fa pipì, lui si comporta in un modo, mentre se nessuno lo guarda, si comporta in un modo diverso. No. Può darsi che ci sia qualcuno che lo guarda e che lui creda di non essere guardato. Non è la presenza o l'assenza di qualcuno che lo guarda, ma ciò che crede lui mentre fa pipì. È tutto nella sua mente. Come nel caso del quadro. Sì, però in questo caso è più complicato. Perché? Anche l'uomo che guarda, cioè se c'è uno che lo guarda, l'uomo che fa pipì può accorgersene o no. Se se ne accorge può far capire all'uomo che lo guarda che si è accorto della sua presenza, oppure può far finta di niente. E se fa capire a quello che guarda che si è accorto di essere guardato, quello che lo guarda può comportarsi come se si fosse accorto di essere stato scoperto, oppure può continuare a fingere di non essere stato scoperto. E a questo punto l'uomo che fa pipì può decidere di comportarsi come se si fosse accorto che l'altro si è accorto, che lui si è accorto. Basta, papà, smettila.
Ma è mai possibile che quando cominci a fare queste riflessioni tu non sia capace di fermarti? Oltre a un certo punto non si può andare. E perché? Non lo so, perché l'uomo che fa la pipì a un certo punto smette di farla. Non può mica far pipì per sempre. Quindi chi lo guarda smette di guardarlo e tutto finisce. Insomma, le cose cominciano e finiscono. Beh, sì, è vero. E anche questo metalogo non può andare avanti per tutto il giorno. È cominciato e adesso deve finire. Anch'io, adesso finisco il mio Minotauro. Però non so se lo firmo. E se lo firmo, non so se lo firmo Picasso. Però forse sì. Lo vuoi comprare tu, papà? Comprarlo? Comprare un falso? E perché no? E tu lo firmi il tuo metalogo? Può darsi. E come lo firmi? E se tu firmi Picasso, io firmo Bateson. Il secondo metalogo si intitola La mappa non è la pappa e il dialogo si svolge sempre tra il papà, che nell'immaginazione nostra è Gregory Bateson, e sua figlia, una ragazzina sui 10-11 anni, molto intelligente ma molto ignorante, la quale non esaurisce mai la sua curiosità e fa continue domande al papà. Che profumino, papà! Sì. È proprio appetitoso. Non sapevo che tu fossi così bravo in cucina. Ma non sono poi tanto bravo, so fare una cosa sola, il sugo di pomodoro. Però mi sembra strano che uno come te, tutto dedito all'elaborazione di concetti e alla riflessione teorica ed epistemologica. Sì, si impegni in attività pratiche come la cucina. Primum vivere deinde filosofari, dicevano gli antichi che se ne intendevano. Papà, non cominciare con il tuo latinorum, per favore, io non ci capisco niente. Ah già, a scuola il latino non si fa più. È una perdita grave. Sì, comunque. Cosa vuol dire primum, coso, insomma, quello che hai detto tu? È molto semplice. Prima bisogna pensare a vivere e solo dopo a filosofare, cioè a meditare. Non si può filosofare da morti. E neppure da affamati. Potremmo anche dire primum edere deinde filosofari. Papà? Sì, hai ragione, scusa. Però lasciami dare una mescolatina al sugo, non vorrei che si appiccicasse. Così, ecco. Senti che profumo delizioso. Papà? Sì? Ieri a scuola sono arrivate le carte geografiche nuove. Il bidello le ha appese alla parete e tutte ci siamo avvicinate per ammirarle. Sono proprio belle. Tutte a colori, coi mari azzurri e le terre verdi e marrone. Mentre le guardavamo, la nostra insegnante di geografia ci ha detto: sapete ragazze che la mappa non è il territorio? Poi si è rivolta a me e ha detto: sai, ho letto quel libro di tuo padre dove lui spiega che la mappa non è il territorio. Credevo che nessuno avesse letto quel libro. E che se qualcuno l'avesse letto non avrebbe certo notato quella frase, anche se è ripetuta parecchie volte. Sono proprio stupito. Poi l'insegnante mi ha chiesto se sapevo che cosa vuol dire. E tu? E io ho detto di no, e non sapevo neppure che tu avessi scritto quella frase. Allora lei ha detto: fatela spiegare da tuo padre. Ah, ecco. Me la spieghi, papà? Beh, sì, certo tesoro. Cioè, come dire, ecco, quando vai al ristorante, il cameriere ti porta il menù, cioè la lista dei piatti che vuoi ordinare, no? Sì, certo. E tu non ti sogneresti di mangiare questa lista invece dei cibi elencati, no? Certo che no, ma che domanda? Giusto. Cioè, tu non confondi i cibi con l'elenco dei cibi. Allora, i cibi sono il territorio e il menù è la mappa. Vuoi dire che la mappa non è la pappa? Beh, sì, se vuoi. Non puoi mangiare la mappa invece della pappa. Cioè, puoi anche mangiare la mappa, cioè la lista, ma non credo che ti piacerebbe a meno che non fosse fatta di pasta sfoglia. Ma io non credo che si facciano
molti menù di pasta sfoglia. Mm. Ti voglio fare un altro esempio. Un pittore belga che si chiamava Magritte, quando aveva 30 anni, dipinse un quadro che intitolò La trahison des images. Ricominciamo col latino? No, no, questo è francese. E vuol dire il tradimento delle immagini. Il quadro raffigurava una pipa. E che c'entra il tradimento? Che vuol dire il tradimento della pipa? Aspetta un momento. Sotto la pipa Magritte ha scritto «Ceci n'est pas une pipe». Ah, beh. E cosa vuol dire? Vuol dire questa non è una pipa. Ma papà, era un bello spirito questo... Magritte. Sì, questo Grit. Prima dipinge una pipa e poi scrive che non è una pipa. Allora cos'è, un carciofo? No, non è né un carciofo, né una bicicletta, né un cavallo, né una pipa. Ecco che ricominci con i tuoi indovinelli. Che cos'è? Se è una pipa, no? Ti ho detto che il quadro si intitola Il tradimento delle immagini. Ricordi? E allora? Se tu volessi riempire di tabacco quella pipa, poi accenderla e farti una fumatina, potresti farlo? Ma io non fumo, e tantomeno fumo la pipa. Ma fai finta di volerlo fare. Ci riusciresti? Riusciresti a fumarla la pipa di Magritte? No, credo di no, perché è l'immagine di una pipa, non è una pipa. Oh, l'ho detto! Non è una pipa! Allora il tuo Grit aveva ragione. Visto? Abbiamo fatto un bel passo avanti, non ti pare? Abbiamo stabilito che l'immagine di una cosa non è quella cosa, ma è un'altra cosa, appunto un'immagine. Come non puoi mangiare il menù, così non puoi fumare l'immagine di una pipa. Le rappresentazioni e i nomi degli oggetti non sono gli oggetti, sono una sorta di mappa degli oggetti. Papà? Sì? Esistono cose che siano la loro immagine? Ah, certo. Tutte le immagini sono cose e sono cose che coincidono con la loro immagine. Però è anche vero che vi sono immagini di immagini. Papà, sento che al tuo solito stai per complicare le cose. No, guarda, è molto semplice. Pensa ancora al quadro di Magritte che si trova in un museo di Los Angeles. Potremmo andare in quel museo e osservarlo, ma oggi le tecniche di riproduzione fotografica sono molto avanzate, quindi potremmo risparmiarci la fatica di andare fin là e potremmo contemplare il quadro su un libro oppure sullo schermo del nostro computer. Allora non vedremmo l'immagine di una pipa, ma l'immagine dell'immagine di una pipa. E se facessimo una foto dello schermo avremmo l'immagine dell'immagine dell'immagine di una pipa e così via. Tu hai sempre l'abitudine di spingere le cose oltre il limite, guarda, a volte sei irritante. Ma in realtà la cosa è semplice. Non mi pareva poi tanto semplice. Perché l'immagine di un'immagine è sempre un'immagine. E allora perché l'hai fatta così lunga? L'immagine di un'immagine della pipa è ancora un'immagine della pipa. Siamo sempre nel campo delle mappe, non siamo mai nel territorio della pipa. Ma ogni volta che si costruisce un'immagine a partire da un'immagine si ha un degrado, si perde qualche particolare, qualche contorno si sfuma, insomma si perde di precisione. Si dice che si perde di informazione. Insomma, la pipa è la pappa e non è la mappa. La pappa non è la mappa. Con la pipa e con la pappa posso fare cose che non posso fare con la mappa. Posso fumare la pipa, ma non il quadro della pipa. Posso mangiare la pappa, ma non la lista delle pappe. È così? Già. Ed è anche vero che nella pipa ci sono più cose che nella sua immagine. Certo. E che nell'immagine di un'immagine della pipa ci sono meno cose che nella sua prima immagine. Proprio così. Sì? Questo è vero anche per le persone. Che cosa è vero? Che le immagini delle persone sono sempre meno precise delle persone. Beh, sì. Diciamo che nell'oggetto, nella persona o nella pipa c'è tutta l'informazione, mentre nella loro immagine c'è meno informazione, qualcosa si è perduto.
Ti voglio raccontare un aneddoto. Cosa? Una storia, una storiella, un raccontino. Ah, Ma prima devo dirti chi era Picasso. Picasso era un pittore spagnolo ed è considerato uno dei più grandi del Novecento, se non il più grande. Ma non dipingeva in modo tradizionale. cioè? In un certo periodo della sua vita dipingeva in modo strano. Le sue facce erano deformate, la bocca era vicino all'orecchio, il naso era di lato e non in mezzo al viso. Sì, ora ricordo di aver visto dei quadri così. Ce li ha mostrati un giorno la nostra insegnante di lettere per farci vedere la differenza tra la pittura classica e quella moderna. Sì, faceva le facce storte. Ecco, benissimo. Allora veniamo all'aneddoto. Un giorno Picasso viaggiava in treno. Nello scompartimento dove stava lui venne a sedersi un altro signore, il quale lo guardò a lungo e poi chiese: «Lei è Picasso, il pittore?» «Sì», disse Picasso. E l'altro: «Sa che come dipinge lei non mi piace proprio?» «Ah», disse Picasso, «e perché?» E il signore: «Perché lei non dipinge le persone come sono». «Ah», disse Picasso, «e come sono le persone?» Allora il signore tirò fuori dalla tasca un portafogli, ne estrasse una piccola fotografia a formato tessera e la tese a Picasso. «Ecco, guardi, questa è mia moglie, le persone sono così». «Ah», disse Picasso, «sua moglie è molto piccola, è anche piuttosto piatta». Ah, e che cosa vuol dire questa storiella? Vuol dire, vedi, quel signore voleva mostrare sua moglie a Picasso, ma la moglie non era lì. Allora gli mostrò una foto, cioè un'immagine della moglie. Voleva che Picasso, attraverso la foto, vedesse la moglie. Ma come la mappa non è la pappa, così la foto non è la moglie. L'uomo aveva detto: «Questa è mia moglie», e Picasso, da quel furbacchione che era, aveva preso queste parole alla lettera. Se quella era sua moglie, beh, c'era poco da discutere, piccola e piatta, al punto di poter essere introdotta in un portafogli. Mhm. Papà, Sì? ho capito che quel signore confondeva sua moglie con la foto di sua moglie e avrebbe dovuto scrivere sotto la foto: «Questa non è mia moglie», come aveva fatto quell'altro, come si chiamava? Magritte. Sì, Magritte. Ma quello che non capisco, veramente non capisco cosa non capisco, ma qualcosa non capisco. Papà, che cos'è che non capisco? Vedi, Picasso aveva voluto dire a quel signore che per quanto ci si sforzi di fare una mappa somigliante al territorio, ci saranno sempre delle differenze incolmabili. La foto della moglie era tanto lontana dalla moglie quanto le facce che faceva Picasso dalle facce delle sue modelle. In questo senso anche un quadro cosiddetto realistico ha subito un processo di codificazione. Papà, fermati. Codificazione? Sì, un procedimento di trasformazione, ecco. Sono cambiate le dimensioni, la profondità, i colori, le proporzioni, e per quanto il pittore si sforzi non riuscirà mai a riprodurre perfettamente il suo modello con tutti i particolari. Allora, dice Picasso, tanto vale distanziarsi dal modello in misura evidente, plateale. Una volta che si accetta che la mappa non è la pappa, possiamo scrivere il menù come vogliamo. Sempre menù resterà e non diventerà mai pappa. Quindi quel signore credeva in buona fede che i visi dipinti da Picasso fossero una riproduzione sbagliata dei visi reali e che invece la foto fosse una riproduzione più fedele, anzi fosse proprio il viso di sua moglie. In realtà erano due codificazioni diverse, cioè due trasformazioni diverse dello stesso territorio, il viso, ma erano comunque due trasformazioni, non erano il territorio. Papà, Sì? è un po' come la cosa e il nome della cosa? Che cosa? Voglio dire, il nome della cosa non è la cosa, come l'immagine di una cosa non è la cosa. È vero? E il nome della rosa non è la rosa, così come l'immagine di una rosa non è la rosa. Ma rosa è già il nome della rosa, quindi dire il nome della rosa
È come dire il nome della rosa. E poiché rosa è il nome della rosa, è come dire il nome del nome del nome della rosa. Papà, ma smettila, ma non è possibile che tu debba portare sempre le cose all'eccesso? A meno che... A meno che? A meno che quando si dice il nome della rosa non si intenda semplicemente dire rosa, dato che rosa è in effetti il nome della rosa. Allora perché dire il nome della rosa invece di dire semplicemente rosa? Forse perché se si dicesse rosa non sarebbe chiaro se si volesse indicare la rosa oppure il suo nome rosa. Sembra che la faccenda sia piuttosto ingarbugliata. Sembra anche a me. La confusione nasce dal fatto che quando si dice o si scrive rosa, non si capisce se si parli o scriva della rosa oppure del suo nome. È la rosa oppure la rosa? Bisognerebbe sempre metterci un segno vicino. Rosa, tra virgolette, è il nome della rosa, mentre rosa, senza virgolette, è la rosa. Sì, 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 ma con o senza virgolette è sempre un nome, non è mai la rosa. La rosa come tale non la puoi scrivere o dire. Scrivi o dici sempre dei nomi. Hai ragione. E allora come si fa? Come si fa cosa? Ma sì, se si ha sempre a che fare coi nomi, come si fa ad avere a che fare con le cose? Già. Forse bisogna uscire dal linguaggio e andare nel mondo. Cosa vuoi dire? Se voglio regalarti una rosa, è inutile che continui a dire ti voglio regalare una rosa oppure ti regalo una rosa. Devo prendere una rosa e portartela. Devo smettere di parlare e devo cominciare a fare. Se voglio fumare la pipa non devo contemplare il quadro di Magritte, ma devo andare dal tabaccaio a comprarmi una pipa e del tabacco. E al ristorante, se voglio mangiare, bisogna che il cameriere porti via il menù e mi porti la pizza. Bisogna passare dall'immagine alla cosa, dalla mappa alla pappa. Papà, Sì, si può fare anche con le canzoni? cioè? No, perché vedi, le canzoni hanno un titolo e poi si cantano. Il titolo è come il nome della pietanza e la canzone è la pietanza, ma invece di mangiarla la si canta. Può darsi. Ma la cosa può essere molto più complicata. Per esempio, ascolta quello che scrive Lewis Carroll. Sei triste? Disse il cavaliere un po' preoccupato. Ti canterò una canzone per confortarti. È molto lunga? Chiese Alice, che quel giorno aveva già ascoltato molta poesia. Sì, è lunga, disse il cavaliere, ma è molto, molto bella. Chiunque me la senta cantare o si mette a piangere oppure... Oppure che cosa? Chiese Alice perché il cavaliere si era interrotto all'improvviso. Oppure non si mette a piangere. Il nome della canzone è chiamato Occhi di merluzzo. Ah, questo è il nome della canzone? Disse Alice cercando di provare interesse. No, non hai capito, disse il cavaliere un po' seccato. Così è chiamato il nome. Il nome vero è l'uomo vecchio vecchio. Ah, si corresse Alice, allora avrei dovuto dire è così che si chiama la canzone? Niente affatto. Questa è una cosa diversa, la canzone è chiamata Modi e Mezzi, ma vedi, questa è solo come è chiamata. Allora qual è la canzone? Chiese Alice, che a questo punto era del tutto confusa. Ci stavo arrivando, disse il cavaliere, la canzone in realtà è Seduto su un cancello e la musica è di mia invenzione. Così dicendo arrestò il cavallo, gli abbandonò le redini sul collo. Poi, scandendo lentamente il tempo con una mano, un lieve sorriso a illuminargli il viso bonario e gentile, come se fosse compiaciuto della sua musica, cominciò a cantare. Papà, Sì? mi sa che questo signore, come hai detto che si chiama? Lewis Carroll. Sì, quello lì. Mi sa che la fa ancora più complicata di te che già la fai complicata. Era un matematico, ma scriveva anche dei racconti. Ah, un matematico. Ecco perché complicava tanto le cose. Sai, sarebbe bello se si potesse semplificare tutto, ma a volte proprio non si può. Mhm. Papà, Sì? mi viene in mente
È vero che la pipa del quadro di Magritte. ecco, è vero che quella pipa non si può fumare, ma se nel quadro ci fosse anche un uomo, allora lui sì che potrebbe fumare la pipa del quadro. Sì, credo di sì. Perché quell'uomo farebbe parte del mondo della pipa e non del nostro mondo. I due mondi sono separati, non possono comunicare. O meglio, possono comunicare e scambiarsi messaggi, ma non possono scambiarsi gli oggetti o le persone. E anche i messaggi possono andare dal quadro a noi e non viceversa. Ma quando Magritte scrive che quella non è una pipa, manda un messaggio a noi, al nostro mondo e non al mondo del quadro, perché nel mondo del quadro quella è una pipa. Sì, direi di sì. Il mondo del quadro è delimitato dalla sua cornice e lì dentro possono esistere cose che per noi sono immagini, simboli. E se nel quadro c'è un uomo, noi possiamo vedere lui, ma lui non può vedere noi. La cornice glielo impedisce. La cornice è una barriera che noi possiamo attraversare e lui no. O meglio, noi possiamo vedere dentro il quadro, ma chi è nel quadro non può vedere noi. Mentre il quadro può mandarci dei messaggi, mentre noi non possiamo mandare messaggi al mondo del quadro. Mm-hmm. E se quell'uomo che compare nel quadro fosse un pittore e avesse dipinto a sua volta un quadro con dentro una piccola pipa e un ometto, allora questo ometto potrebbe fumare quella pipetta, ma il pittore non potrebbe fumarla e il pittore potrebbe vedere l'ometto che ha dipinto, ma l'ometto non potrebbe vedere il pittore. È come se lo sguardo di ogni personaggio potesse andare dal fuori al dentro, ma mai dal dentro al fuori. Papà! Sì, l'ho fatta proprio troppo contorta, scusami. Ma adesso basta perché il sugo è pronto, gli spaghetti sono cotti e possiamo metterci a mangiare. Bene, viva la pappa e abbassa la mappa. Buon appetito!